Un cordiale saluto ai nostri radioascoltatori, ben ritrovati con la nostra puntata settimanale di Ponte Radio sulle frequenze di Radio Colbe. Io sono Roberto e con me in studio c'è Manola, ben ritrovata, ciao. Ciao Roberto. Allora, altra settimana, altro fine settimana di grandi appuntamenti a Rovigo e dintorni, ne parleremo nella seconda parte della puntata, ma anche questa puntata iniziamo presentando un evento che è già iniziato, che si trova nella nostra città, si tratta di una mostra che è collocata nella bellissima piazzetta Ononaria, magari uno spazio che deve essere riscoperto anche dalla nostra città perché è molto bello e armonioso, storico. E una mattina passando proprio per la piazza, che ero a casa e ho fatto un giro e fatalità ho visto la mostra presso il Circolo culturale delle arti decorative e ho chiesto informazioni. C'era un ragazzo molto disponibile che mi ha spiegato proprio da dove arrivavano questi lavori e fatalità poi alla sera mi è arrivato proprio un numero e la proposta di fare questa intervista. Wow. È stata proprio una cosa occasionale. Che bello! E così abbiamo in linea i ragazzi che hanno realizzato Arte Liberata, la bellissima mostra che si trova a Rovigo. È stata inaugurata l'11 giugno ma sarà visibile fino al 28 giugno e do subito il benvenuto a Samira, a Michele, Rossella, Marco che sono in linea con noi. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao, buonasera. Mamma quanta gente! Sono in tantissimi. Siamo in tantissimi. Mai come oggi, no? Lo slogan della nostra radio è una radio tante voci certo. E ne abbiamo tante in un colpo solo. Una radio di tutti e per tutti. Voi fate parte, se si può dire così, della Carossa di questa, è una comunità se non sbaglio, e quindi io chiederei subito a Michele De Stefani, uno dei ragazzi, di conoscere di farci conoscere questa comunità, dove si trova e quali sono le attività che vengono proposte. Eccomi qua, sono Michele. Carossa è una comunità riabilitativa protetta, gestita da due cooperative, la Sanita della Porto Alegre, e opera sul Tour SL numero 5. Polesana, Okay. 5 Polesana. E siamo vicini al Po, siamo di Castelnuovo Bariano, il comune di provenienza è Castelnuovo Bariano. Sì, l'Alto Polesine. Certo. Lo scopo che ha la comunità è quello di curare delle patologie e di sviluppare delle abilità che magari sono venute meno nel corso del tempo di una vita di una persona. Ok. Sì. C'è uno spazio apposito che deve essere settimanale regolarmente, dedicato all'espressione, all'arte, a quello che noi consideriamo artistico, libertà, insomma, di espressione. E lo scopo principale di questa attività e di tutte le attività di Carossa è quella di infondere un senso di fiducia e un senso di dimostrazione che le capacità ci sono. Valorizzazione. Bello. Molto Bellissima bello. questa parola. Ogni utente ha un progetto personalizzato, ogni persona è diversa dall'altra, quindi ogni utente ha un progetto personale. E le mansioni abbiamo una flagnameria, abbiamo un laboratorio artistico. Bello. E i nostri oggetti che cerchiamo di farli diventare sempre di miglior qualità ogni volta che ci mettiamo a farli, sono oggetti prodotti grazie ai maestri del lavoro, grazie alle educatrici, grazie al lavoro di tutti gli operatori che lavorano in questa comunità, insomma. Ecco, ti faccio una domanda così a bruciapelo dell'ultimo momento. Sì. Quanti ragazzi siete attualmente? Io sono un ex utente, io non sono più un utente, io lavoro qua in Borsa Lavoro. I ragazzi sono in 13. In 13. Più me che lavoro qua, insomma, ecco, sono qua anch'io.
È un bel gruppo sicuramente. Allora chiederei invece, passerei la parola a Manola che vi fa una domanda invece sì, a Rossella. A Rossella, passa a Rossella, Michele. Rossella, ci sei? Ok. Eccola! E allora Rossella, ci racconti un po' come e quando è nato il progetto, appunto, l'arte liberata, e qual è il suo significato? Allora, praticamente questi abiti che sono esposti nella mostra di mia creazione, Sì. all'inizio si pensava di fare una sfilata, ma la sfilata sarebbe stata troppo costosa e dispendiosa. Tra l'altro anche l'educatrice Samira, che ascolterete oggi, Sì. mi ha fatto da modella, io l'ho pettinata, l'ho struccata, abbiamo fatto delle bellissime foto. Wow. E pensavamo di fare anche delle foto artistiche per le riviste di moda. Sì. Poi l'educatrice si è proposta di fare una mostra proprio dedicata, perché appunto già detto, la sfilata era improponibile, Sì. anche perché gli abiti, essendo di carta, non si riesce a camminare bene. Quindi sono si è opere proposta di fare artistiche questa- fondamentalmente, proprio arte, non è indossabile l'abito. Sono indossabili tutti, Ah, ok. però non sono adatti a camminare, diciamo. Ok, va bene. E quindi si sono aggregati degli altri, abbiamo pensato di fare questa mostra, l'esposizione degli abiti e le opere dei ragazzi, Sì. sono aggregati tutti. Luca Vallese, che è parte di Gente Coerente, Sì. aveva già in mente di fare una mostra dei disegni dei ragazzi, che sono questi quadri naif, cioè il ritorno del bambino, poi ci sono delle foto di un ragazzo, ma questo ne parleremo più avanti. E Ok. io i bozzetti li avevo creati quando avevo 18 anni, adesso sono 26, e quindi proprio essendo una comunità di tipo riabilitativa, Certo. mi ha permesso di realizzare queste opere che io desideravo di fare già da molto tempo, Bello. quasi un Bello. decennio. E l'input, l'inizio è stata la scuola che c'è qui a Castelmassa, che confina con Castelnovo, Sì. con la comunità, qui a 5 minuti, che è la scuola d'arte, Sì. l'Istituto Liceo Artistico Bruno Munari, nel mio caso indirizzo moda. È stato quello l'input per creare i vestiti, è che ha impiegato un anno. Ecco, E scusa Rossella che ti Sì? interrompo, vi chiederei solo di non usare il viva voce, così sentiamo, parlate direttamente, ecco, così sentiamo un po' meglio, Che si sente un po' di rimbombo. sente un po' di rimbombo. Sì, quando ne parlavano in tele è un No. luogo dove tutti possono sfogare le espressioni di loro sentimenti. Si sente No, peggio, Rossella. scusa, si sente peggio, Rossella. Si sente peggio così, ritorna come eri prima. Sì, era meglio, assolutamente Grazie, sì. Ecco. Ci senti, Rossella? Perfetto, ecco, si sente meglio. Ok, Eccoci, Grazie, dai. grazie. e quindi l'ultima cosa che volevo aggiungere Sì. è che mi è dispiaciuto quando si pensava di fare il volantino, di scrivere anche noi possiamo fare arte. Questo è un po' uno stigma e un'etichetta, perché non è che le persone che hanno dei disagi a livello psicologico o psichiatrico non possano realizzare arte, anzi noi viviamo dignitosamente, e se le persone vanno a visitare la mostra possono rendersi conto di quanto abbiamo creato. Sì. Ma meraviglioso, ma l'arte è dono di tutti, cioè non fa differenza, no? Guarda, Certo, quindi È un dono io naturale, direi. arrivando lì, Rossella, inconsapevolmente, cioè vedendo queste opere, non avrei mai, cioè, per me erano lavori fatti da artigiani e da professionisti vedi? del mestiere, non si vede, cioè non si leggono. guarda, se io dovessi pensare a tutto quello che ho fatto in quest'anno per questi vestiti, Sì. io non saprei neanche riprodurli uguali. Ecco, Perché vedi? tu hai messo un impegno per ciascuno, Sì, e non sì, sarei sì. neanche in grado di ripeterlo. Pensa a te, Ci, esatto. ci metti una curiosità pazzesca, per cui veramente io non l'ho vista, quindi correrò No, a no, ma- vederla subito, certo, la mostra, sì, perché è veramente molto bello quello che Ecco, io dici. ci sono il venerdì mattina e il lunedì mattina 27. Ok, Ecco, bene, vediamo bene. come organizzarci, dai, così abbiamo dato anche i tuoi appuntamenti. Dalle 10 alle 12:30. Ok, molto beh, bene. benissimo, quindi anche per Questi sono gli orari indicativi della mostra, Sì. anche gli altri giorni in cui ci sono i ragazzi, i signori del circolo. Ok. sì, vi alternate un po' Sì, un po', tutti, ecco, giustamente. Esatto, alcuni giorni all'apertura. siamo noi della comunità, altri giorni ci sono quelli del circolo. Ecco,
E ti chiederei adesso di passare la parola a Marco Berto, che Buonasera, ciao. buonasera, ciao, Ciao Marco. Marco. Ciao, Roberto penso, vero? Sì, esatto, adesso tocca a me fare la domanda e volevo chiederti appunto chi ha collaborato alla realizzazione di questo progetto, chi sono gli artisti, ecco i loro nomi. Sì, penso ovviamente li conosciate tutti, te li elenco, ma è ovvio che li conoscete. Certo. Guarda, ti faccio un elenco stilando una lista perché devo farlo ovviamente, Certo. non di importanza, ma Solo così, in ordine, per ricordarli tutti, esatto. esatto, bravissimo. Senza un primo e un Allora, ultimo. hanno collaborato, ti dico, l'ente Cometi che ha finanziato il produzione delle opere Sì. in piazzetta, che ha proprio sganciato il dinero Il proprio. money, il cash. The cash, ecco. Le due cooperative Porto Alegre e Sanitat che gestiscono Carossa, Sì. Ok. qui a Castelnuovo Variano, e il Circolo Culturale Arti Decorativi di Rovigo, che ovviamente conoscerete, Certo. e in ultimis, ma non di minore importanza, il patrocinio dell'amministrazione comunale di Rovigo, Che bello. che ha dato il permesso di esporre. Bello. Comunque un riconoscimento da parte del comune della vostra arte, insomma, della vostra professionalità. Direi che il comune di Rovigo, ne parlavo con il maestro da lavoro stamattina, Sì. è stato molto aperto di mentalità. Bello. Direi vorrei quasi dire giovanile nel pensiero. Oh, che bello, Bene. vedi, è sempre bello. Facciamo anche un complimento all'amministrazione Certo. quando sono vicine appunto alle Per favore, associazioni. direi proprio di sì. Certo, Direi proprio certo. di sì. Alle associazioni che purtroppo gestiscono gente Sì, che un po' si ben trova fare, magari insomma. a vivere un momento di difficoltà. Certo. Esatto, Esatto. un po' di Ecco, disagio. Marco, passa Allora- il telefono a Rossella Ti che... passo Rossella per- Grazie. Sì, Roberto. grazie. Ciao Marco. Ciao. Buonasera, ciao. Ciao. Rossella, ci sei? Eccola. Allora, quali... Scusate, questo è una cosa un po', come dicevo prima, un po' stigmatizzante. Sì? Torniamo a noi. Torniamo a Volevate fare una noi, torniamo a domanda? noi. Quali sono le opere che sono esposte in piazzetta Nonaria? Allora, per quanto riguarda me, Rossella Dalmatello, ci sono gli atti con varie tecniche di cartapesta Sì. e carta crespa e i bozzetti. Wow. Poi i quadri sono di Antonio Guiari, Cristian Campion, Andrea Bassani, Marco Berto, Giulia Spisin, Massimo Giacometti, Cora Loatti, fotografie Paolo Pressani, fumetti sociali Michele De Stefani, mandala Cristian Bardella, legno floreale Serena Cinaglia, street art, string art Donatella Pelà. Ok, Wow, complimenti a tutti, veramente, Una ragazzi. battaglia veramente meravigliosa, non pensavamo che ci stesse tutto, invece Sì. Infatti. siamo riusciti a portare tutto e non è ingombrante, veramente gli spazi che ci hanno affidato sono dei luoghi bellissimi che le persone possono vedere anche Da di anche fuori. quando è chiusa l'orario Infatti. della mostra, Sì. perché sono esposti in vetrina. In vetrina, è vero. Infatti io essendo arrivato lì con il bimbo e la bicicletta li ho visti un Non po' eri in da orario fuori, di no? apertura tu, vero Robby? Sì, Sì, era a in volte orario, le però. persone non sono molto interessate per l'occhio, ce lo buttano. Certo. Esatto, Ma sì. adesso ce lo butteranno ancora di più perché glielo stiamo Io raccontando. ho sempre presente che le altre persone che lavorano lì non ci diamo molta importanza, ma giusto prima ho chiamato la merceria perché devo prendere una cosa, perché Sì. è un cuccio, Sì? Sì? e mi ha detto: ma lei è quella della mostra? Sì, bellissimo, Ah. bellissimo, Ah, bellissimo. che Vedi? bello. Sembra che non venga valorizzato, nel senso che non venga notato, invece le persone, anche sì. se non è noto, Certo. osservano discretamente e apprezzano. Beh, ma l'arte è sempre apprezzata. Rovigo, devo dire, è sì, molto sì. Molto attenta, sensibile, molto sensibile, attenta, sì, in certo. generale nell'arte. Ecco, sì.
Ecco, se adesso Ti passo tocca a Samira? Ti passi Samira, Samira, sì, sì. che è l'educatrice. Va Samira, bene, Ciao, vi saluto, Rossella. buona serata. Ciao a te. grazie, Ciao, altrettanto. Eccoci, Ecco Samira, Ecco, dicevamo. siamo qua. Ecco, a te appunto volevo chiedere, così a conclusione di questa intervista, di questa breve intervista che magari ci servirà per essere un primo incontro e magari in futuro poterci rincontrare anche qui in radio, in presenza prossimamente. Ecco, se avete altre tappe in programma per questa mostra e come possiamo seguire e rimanere aggiornati sulla vostra attività. Sì, allora, per esempio adesso ci siamo focalizzati molto sull'esposizione di questa mostra e di questo evento in Piazza Nonaria. Prossimamente sicuramente ci saranno delle altre date, degli altri eventi e allora, come seguirci? Su Instagram e su Facebook, anche se adesso ci stiamo riaggiornando le pagine, Ok. però appena le riaggiorniamo appunto sarà possibile seguire le opere create dai ragazzi, i capolavori mi viene da dire creati Sì. dai ragazzi, anche se nel frattempo aspettando le nuove pagine, ecco, si può sempre dare un'occhiata alla pagina della Fionda di Davide, Ok. che sarebbe il negozio equo e solidale, Sì. sempre della cooperativa Porto Allegre, su cui noi ci appoggiamo molto per la vendita dei nostri prodotti ok. che vengono esposti appunto sulla loro pagina, quindi Bene. quando appunto sì. Perciò direi che questa è da un buon mezzo, Sì, per scoprirvi, insomma, per scoprire i vostri Esattamente. lavori. Prossimamente però ovviamente le pagine si chiamerà Carossa, sia su Facebook che su Instagram. Carossa sarà la nostra pagina appunto Facebook e Instagram. Bello. Molto bene. Sì, potrete seguirci lì. Ecco, lo faremo senz'altro. Sicuramente come le suore che hanno Facebook. Come? I ragazzi non ci danno molta fiducia nella parte social, però ci stiamo impegnando, dai, un po'. e anche con il loro aiuto riusciremo ad avere delle pagine attive e aggiornate. Ecco. Certamente. Sicuramente, dai, un passo alla volta vi farete conoscere anche tramite la rete internet, i social, eccetera. Intanto la radio è già, per quello che possiamo, un piccolo mezzo di informazione, ecco, e noi siamo ascoltati a Rovigo ma anche nella bassa Provincia padovana, insomma, certo. quindi facciamo fatica a dire il vero, arrivare un po', e ci dispiace, nella zona dell'Alto Polesine, sempre, però fino all'Endinara, Badia riusciamo, arriviamo. il segnale arriva. E poi abbiamo sempre la pagina YouTube dove poi Esatto. metteremo anche Tutta la puntata, l'audio così. e un piccolo video che abbiamo fatto oggi, quindi manderò tutto il link anche a Samira e ai ragazzi. Perfetto, aspettiamo. Intanto vi ringrazio della vostra disponibilità, vi faccio i complimenti per le opere che avete realizzato e invito tutti i nostri concittadini e non solo ad andare a visitare questa stupenda mostra Arte Liberata in piazzetta Nonaria a Rovigo. L'arte è genio e magia, liberati e scaturiti dall'inconscio umano, basta solo cominciare a creare, questo è lo slogan di questa mostra. Un saluto a tutti. Ciao a tutti e ragazzi. Baci a Grazie, tutti. vi aspettiamo numerosi. Certo. Ciao. Grazie, buona Ciao. continuazione, Alla Ciao. prossima. Ciao. Ecco, Ma che bella sta intervista multipla così in sì, sequenza, ma che proprio carini, bellissimo. Un Vedi che ce la facciamo. passaparola, un passamicrofono questa sera, un passatelefono ora della fine, Passatelefono. perché insomma abbiamo questi mezzi e appunto anche loro speriamo di averli ospiti qui in trasmissione, e invitiamo appunto i nostri radioascoltatori ancora una volta ad andare in piazzetta Nonaria, luogo magico direi della nostra città, storico, e un saluto va naturalmente anche ai commercianti che rimangono, no, in questo punto. Baluardi della veramente, Rovigo antica della Rovigo e antica, del commercio esatto, di una volta. E noi direi di fare una pausa musicale, poi ci ritroviamo qui anche con gli altri eventi che ci attendono E con altri nel fine ospiti. settimana, e con un altro ospite anche, è vero. A tra poco. A tra quindi. poco.
E ben ritrovati, allora questa era Luca Carboni e le ragazze, un evergreen diciamo, Sì. no? Mi ricorda i tempi dell'università Fa questa molto canzone, estate, esatto, Fa un molto brano estate. estivo, così essendo l'ultima puntata della stagione adesso Lo diciamo così, ricordiamo preparate e i poi ci diamo fazzoletti. appuntamento a settembre, esatto. Vabbè. Adesso piango io. Sì, dispiace sempre un po'. E allora, Beh, come alla insomma, fine c'è di un bisogno- anno c'è bisogno di un po' di scolastico, vacanza, sì, dai. Però prima di andare in vacanza, Sì. tu hai un altro ospite, amico della nostra radio, Ce l'ho qui, ormai, ce l'ho che qui, ci ce l'ho qui. presenta qualche evento da seguire. Eh sì, abbiamo già in collegamento telefonico Francesco Violin di Parco Cava delle More, benvenuto! Ciao Francesco, Grazie, ciao. ben ritrovati. Ciao, Sempre Fran- con piacere. Ma Anche sai, per prima o poi noi. faremo, come dice Sonia, media partner, Radio Colbe sì. e Parco Cava delle More. È vero, è Perché vero. abbiamo i giovani. L'anno prossimo, dai. Vedi. prossimo. L'anno prossimo. Allora, Francesco, prima che chiudiamo, insomma, la puntata di Ponte Radio, ci racconti un po' i prossimi eventi. So che, insomma, ne hai uno già questo sabato e poi ne hai un altro che definirei soltanto un pelino più importante, soltanto perché l'ospite è veramente super stellata. Raccontaci un po' che cosa possiamo vedere e sentire a Parco Cava delle More nelle prossime 2 settimane. Ok, allora andiamo in ordine come mi hai chiesto tu. Sabato prossimo, sabato 25, ho la fortuna e l'onore di ospitare una tappa dell'Eugania Film Festival. Wow! Bello. Quindi si parla di una proiezione di un film dalle ore 21 giusto approfittando di quando scende il sole, proiezione all'aperto in mezzo agli ulivi. Sì. Un film parla ovviamente del tema centrale che ha affrontato l'Eugania Film Festival quest'anno, che è l'abitare Sì. nei Colli Euganei, quindi tutto quello che concerne il convivere dell'uomo con la natura nei Colli Euganei. Quindi la Cava delle More è, come tutte le cave dei colli, un segnale di un passaggio iniziato in maniera sbagliata dall'uomo sui colli, quindi cercando di distruggerli per fare materiale. Mhm. Dopo, fortunatamente, una legge del 75, se non sbaglio, ha dato buoni frutti e abbiamo interrotto lo scavo dei colli e adesso io in prima persona, per quanto riguarda la Cava delle More, stiamo cercando di riutilizzare queste ferite in maniera costruttiva. Certo. Allora hanno trovato una buona situazione geografica per mettere questo schermo gigante, proiettare un film che parla di natura. Ci sarà tra l'altro il regista presente, Oh. e dopodiché Giorgio Gobbo musicalmente farà una passeggiata in mezzo al bosco Sì. con un altro professore Sì, Lucio che Montecchio. leggerà, esatto, Montecchio, che leggerà dei brani di un suo libro. Sì, Panne e noci, confermo. Esattamente, e quindi visione del film alle 21, passeggiata a partire dalle 23 e insomma sfruttare al massimo quelle che sono queste serate estive nei nostri colli. Dopodiché Vedevo che ho visto che hai condiviso l'evento su Facebook, e bisogna prenotarsi su Eventbrite, no? Un po' come abbiamo fatto allora, in questi 2 anni. l'ingresso è gratuito. Sì. Per quanto riguarda la visione del film, la prenotazione totalmente gratuita anche quella, Sì. era solamente per avere un numero più o meno reale Sì. di quante persone parteciperanno alla passeggiata con Giorgio Gobbo e il professor Montecchio. Faccio una Questo domanda. per organizzarla meglio, Sì. poi quali sentieri affrontare, perché ovviamente è tutto al buio, quindi domani ci troviamo per fare la passeggiata, giusto l'itinerario esatto. Ok, quindi comunque bisognerà avere un abbigliamento, adesso la dico così finché tu me la racconti, un abbigliamento comodo, insomma, perché per quanto poco sarà una passeggiata sui Colli Euganei. Sì, sarà una passeggiata facilissima, ovviamente non da tacchi a spillo, Neanche da basta avere delle sandalo scarpe da magari, tennis. esatto. No, magari da sandalo no, Vedi. però insomma una scarpa da tennis, ma anche un sandaletto può andare bene. Ok. Non faremo salite impegnative, perché al centro mettiamo non il trekking, ma mettiamo la musica, la poesia Certo. e la cinematografia. Certo. E questo è sabato. Dopodiché, Poi cosa succede? il sabato lascia spazio alla settimana che precede il mio evento, diciamo, più voluto, più cercato, e che ovviamente mi sta dando molti pensieri, perché voglio essere preparato Beh, ma certo. all'arrivo di Frida Bollani Magoni. Wow. Però. Sì, avremo una serata di pianoforte e voce Sì. di altissimo livello. Ho avuto la fortuna di riuscire a trovare quest'inverno
la sua manager, fargli capire la mia location, Certo. trovare un accordo su quello che è la mia voglia di portare musica di qualità all'interno dei Colli Euganei, quindi staccarsi un po' da quello che è magari il 2 giugno, anni 70, 80, divertimento, Un po' più DJ, commerciale. che l'ho fatto il 2 giugno, ma puntare a quello che secondo me è l'abbinamento che nel mio palco è l'abbinamento ideale. Andremo, Ora però, sarà al tramonto. vedendo le 2 settimane che ha suonato a Parigi in un salone da 1000 e una notte, Bello. a Londra in un altro posto stratosferico, sta girando l'Italia e fa il tutto esaurito, ovviamente la mia tensione per essere all'altezza di chi arriva è Notevole. abbastanza tangibile, però il parco c'è, gli ulivi ci sono, Sì. il tramonto ci sarà, Esatto. i colli ci sono, il pianoforte arriverà E quindi, Frida insomma, dai, sarà saremo stupenda. pronti. Esatto, su questo evento consiglio a tutti quanti di acquistare biglietti in prevendita, perché per Frida è molto probabile il sold out. Lo Quindi, speriamo vivamente. tra anche. l'altro, io, per agevolare tutti e non voler pesare sulle tasche delle persone, che è un periodo comunque che sappiamo che è un po' incerto, Sì, ho messo la prevendita ad un prezzo più basso rispetto al il biglietto. botteghino Ok. all'entrata. Quindi uno dice magari lo prendo prima però pago di più. No, lo prendi prima, E risparmi. aiuti l'organizzazione, hai la sicurezza del tuo posto e risparmi qualche euro. Beh, ricordiamo anche che Parco Cava delle More non ha nessuna problematica per quanto riguarda il parcheggio, perché il parcheggio tuo che hai su è talmente ampio che chiunque può arrivare tranquillo. Magari facciamo meno Sì. macchine del previsto, non tutti con una macchina. Io chiedo però- sempre a tutti di raggrupparsi Fare se un si po' può e di usare meno macchine possibile, ma questo è nel rispetto del vicinato, dei Certo, colli sì. Dell'ambiente. e dell'ambiente. Un po' di Problemi di carpooling. posti auto, l'hai già detto tu, non ce ne sono. Esatto. Abbiamo un ampio parcheggio, si può arrivare fino praticamente vicino al palcoscenico, portatori di handicap, persone che hanno una deambulazione più difficile, basta che mi chiamino al numero degli info che c'è su tutte le pagine del parco, Sì. e avremo personale che li porterà fino proprio giù vicino al palco. Va bene. Bene. Per La chi- seduta è sempre quella nell'erba, Sì. tranquilla, una copertina per sedersi comodi sull'erba, per chi avesse bisogno di una sedia eccetera, me lo fa sapere Ci sono. e siamo subito pronti. Se qualcuno ha Ottimo. fame e sete, sappiamo che ci sono anche dei meravigliosi chioschi sempre a disposizione. Sì, quelli sono gestiti in prima persona da me, quindi panini o snack, birre, spritz, Coca-Cola, quello che sia, il classico chiosco ben gestito di un concerto, ovviamente nel limite del possibile e sempre rispettando quello che è la tipologia della musica. Certo. Quando ho fatto la serata e la giornata di Pasquetta abbiamo dato fuoco alle griglie, come si suol dire. Invece durante magari un concerto di musica pianoforte e voce No. siamo un attimino più tenui, e quindi Certo. anche l'orario e la serata stessa impone un altro registro dal punto di vista del chiosco. Meraviglioso, allora non vediamo l'ora di tutto, anche ovviamente noi possiamo, cioè, hai un numero di telefono, se non, ce lo ricordi Francesco, se te lo ricordi a memoria, se no lo scriviamo su poi sovraimpressione. A memoria rischio sempre di sbagliare, ma te lo dico subito. Vai. 353 Sì, 42 sì, 52 sì, 703. perfetto, così chi non ha i social Se chiamano adesso è occupato perché sono al telefono. Beh, insomma, Aspettate un attimo. direi di sì, attendete un 5 attimo. minuti. Va bene, allora Francesco, noi intanto ti auguriamo che un bel sold out per Frida e non dico un sold out anche per il Leuganea Film Sì. Festival, ma anche insomma perché comunque sempre ottimi film, visioni veramente meravigliose, e comunque poi Sì. si fa la Tra passeggiata l'altro con... ti rubo un minuto solo Vai. per dirti che l'Euganea Film Festival, oltre che il 25 giugno, Sì? farà anche la serata conclusiva il 3 luglio, sempre da me. Ah, Quindi bene, anche due proiezioni tappe. con le premiazioni del festival. Sì? Sì. Le faremo il 3 luglio, sempre in Cava delle More. Quindi Ok. sabato Ne ho approfittato per dirlo 25, adesso hai perché fatto dopo so che bene. voi
andrete in vacanza. Sì, Certo. sì, esatto. E Quindi quindi ho detto magari non ci risentiamo. il weekend di Frida Bollani sei super veramente full, perché hai la Frida il 2 Sono e super poi il full. 3 c'è la chiusura dell'Eugania Film Festival. Va bene, allora Bene. Esattamente. con tutti questi meravigliosi eventi diamo appuntamento a Francesco per settembre, quando ci rivedremo, perché Sì. comunque ci risentiremo, ma magari stavolta ci rivediamo anche. Esatto, perché stiamo mi organizzando anche per avere ospiti in Sì, studio. ci diceva fuori onda prima, insomma, che a settembre avrà altri eventi, e diamo appuntamenti. In fase di studio Certo. ce n'è uno il 10-11 di agosto, Sì, il Ferragosto che stiamo terminando Mhm. di focalizzare sul concerto da fare, certo. e poi di sicuro a settembre ci saranno i Blue Bordeaux. Beh, ricordiamo comunque che i nostri ascoltatori vi possono seguire sulla sulle pagina pagine social, sì, sia sì, di Facebook che Facebook. Pagine Instagram. Facebook e Instagram. Benone, Esattamente. benone. Va bene Francesco, grazie. Grazie, Ci vediamo. Francesco. Grazie a voi. Alla prossima. Buon periodo di ferie. Grazie. Ci sentiamo e ci rivediamo al più presto. Perfetto. Certo, Ciao certamente. Francesco. Ciao Francesco. Ciao. Complimenti, Ciao, 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 ciao. grazie, grazie. Wow. Eccoci qua, quindi fantastico, Super impegno. invitiamo Che tutti i bello. nostri ascoltatori ad andare a scoprire, se non l'hanno già fatto, questo stupendo posto Sì. sui Colli Euganei, anche facile da raggiungere, insomma, Certo. non è lontanissimo, è un teatro veramente scenografico, naturale, che Sì. non ha nulla da invidiare a Ti nessuno. devo dire che la musica al tramonto fa sempre un certo effetto, è Sì, molto sì. emozionante. Quindi sabato 25 per chi avrà voglia Sì. di fare un salto sui Colli Euganei, Parco Cava delle More, ma invece chi non avrà voglia di vedere un film e poi la passeggiata Sì. con col professor Lucio Montecchio e Giorgio Gobbo, il 25 a Rovigo è una giornata, sarà una serata, come dire, Una serata speciale, anche questo, perché c'è un altro importante evento Sì. per la nostra città. Io ho ricevuto in cassetta delle lettere un avviso dove Sì. ci dicono che dalle 19 del 25 alle 23 magari cerchiamo di evitare di andare verso Buso, perché passa l'Half Marathon. Ok, sì. Passa l'Half Marathon e quindi ci chiedono ai cittadini se di usare eventualmente la bicicletta o comunque di Ok, usare per non essere, perché per non- appunto per ci non- saranno tantissime persone che faranno quella strada, appunto. Certo. E sì, i percorsi sono già stati pubblicati, Segnati, sono certo. resi noti. E di cosa si tratta? Rovigo in Love, corsa e camminata non competitiva, e poi la Half Marathon, quindi la mezza maratona di Certo. 21 km 097. Ce n'è per tutti i gusti, per tutte le età, per tutte le abilità, diciamo. Cani, gatti, padroni, bambini, esatto, genitori, tutti neonati. possono partecipare a questo grande evento. Inizierà alle ore 20:30, Sì. ma ovviamente ci si può iscrivere già prima. Sì. E poi nel 2020 Anzi, mi ho sa che visto i termini stanno già chiudendo, scadendo, sì. ok, quindi bisogna fare in fretta. Nel 2020, per dare qualche numero, ci sono stati 5.000 iscritti, 150 volontari lungo Bello. il percorso, 13.560 chilometri percorsi. Bello. Fantastico, quindi Rovigo in Love, grandissimo appuntamento. E poi ci sono altri appuntamenti questo Beh, fine certo. settimana, per esempio per i bambini invece c'è questo bel appuntamento presso l'Innovation Sì. Lab, Urban Digital Center, l'ex liceo Celio, diciamo, per chi è di Certo. Rovigo, un laboratorio per bambini organizzato da Natura Sì in collaborazione con Smartis Bio e Isola Bio. E di cosa si tratta? Di orto in cassetta, Ah, che un carino. work lab pensato e ideato per i bambini dai 5 agli 8 anni, durante il quale potranno toccare con mano la terra, prendere contatto con essa e conoscere tutte le particolarità. Bello. Si svolgerà sabato 25 giugno dalle 10 alle 11:30. Praticamente su Eventbrite ci si può iscrivere, e comunque guardando il sito urbandigitalcenterrovigo.it si può trovare tutto. Che bello, il rapporto per con la terra iscriversi è e molto partecipare. particolare. Sì, bello, parteciperei anch'io, guarda.
Ma non sei un bambino, Roby? No, ho sforato leggermente Hai sforato? l'età. Hai sforato. Esatto. Io ricordo di corsa che questo è l'ultimo weekend della nostra meravigliosa mostra di Kandinsky e anche dell'altra di Giovanni Miani, Il Leone Bianco del Nilo. E quindi insomma, se volete vedere per l'ultima volta questa splendida mostra, è il momento giusto per farlo. È l'ultimo weekend. Sì, è l'ultimo weekend, bisogna affrettarsi anche con le prenotazioni, perché credo, ormai è tutto essendo sold out. so che hanno allungato gli orari e quindi si può consultare anche il sito per vedere appunto gli orari che sono stati prolungati. Esatto. E poi Delta Blues, non so se vuoi ce l'hai, l'ho visto. Qua, Vabbè, praticamente ci sono 3 tappe, sì. Adesso le prossime, giovedì 23 giugno alle 21:30 in piazzetta questa Nonaria, sera. Quindi questa sera, per chi ci ascolta il giovedì, in collaborazione con Rovigo Jazz Club, i Memphis Experience Soul Band, una band padovana composta da ben 9 musicisti che porta in scena un omaggio alla soul music, rieditando i più grandi successi della regina del soul, Aretha Franklin, no? E degli artisti della scena statunitense che come lei hanno segnato la storia. Bellissimo, di questo genere. Bisogna andare. Capitanata, ecco, dalla lead voice Ilaria Mandruzzato. Bisogna andare sicuramente. Bisogna. E poi l'altra tappa venerdì 24 alle 21 all'Indinara a Parco Villa Marchiori dei Cappuccini, sempre ingresso gratuito anche questo appuntamento, con Colonel V e Gnola. Colonel V è il nuovo progetto musicale di Paul Venturi, bluesman modenese con una ventennale esperienza, che dopo 2 anni difficili ha trovato finalmente l'opportunità di presentare il nuovo album The Millenary Presser. E poi Gnola, al secolo Maurizio Guglielmo, leader e fondatore della Gnola Blues Band. Che carino. Esatto. E poi domenica 26 a Loreo invece ci si sposta, sempre alle 21:30 in piazza municipale, ingresso gratuito, con Rock and Round The Blues Preview e anche Vincent and the Moon Boopers. Vince Mannino è tra i musicisti più in vista della scena rockabilly nazionale sin dai primi anni 80. Ma che meraviglia. Poi ovviamente il Delta Blues continuerà nella zona del Censer, si sposterà tra pochino perché le prossime date poi saranno i primi di luglio, dove si sposteranno appunto prima a Rosolina Mare e poi andranno al Censer, quindi seguite un po' tutti gli appuntamenti perché è sempre meraviglioso il Delta Blues da seguire ed è insomma un caratteristico delle nostre zone, che ci invidiano tra l'altro in tutto il mondo, tra l'altro. Ecco, vedi, sempre a dire che abbiamo poche cose da mostrare. Esatto. Come invece c'è l'Open Day del consultorio familiare il giorno 24 di giugno dalle 17 alle 19, consultorio familiare che si trova proprio qui adiacente alla nostra radio, in via Pascoli, e in occasione appunto del 10° incontro mondiale per le famiglie che si tiene a Roma dal 22 al 28 giugno. Per informazioni c'è anche un numero di telefono 0425 422 500. E poi un'altra informazione di servizio invece, la provincia di Rovigo ricerca rilevatori per il censimento. L'ufficio associato di censimento tra i comuni di Canaro, Castelmassa, Ceneselli, Lusia, Occhiobello e Villa Marzana, istituito presso la provincia di Rovigo, indice una selezione per reclutare i rilevatori del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che si svolgerà in autunno. Gli incarichi dureranno indicativamente dal 30 settembre al 22 dicembre e consisteranno nella raccolta di informazioni su famiglie, edifici, abitazioni e numeri civici, con interviste dirette svolte su questionari informatizzati. Ecco, i comuni dove si svolgerà sono Canaro, Castelmassa, Ceneselli, Lusia, Occhiobello e Villa Marzana. C'è tempo per presentare le proprie domande fino al 15 luglio. Collegandosi al sito della provincia di Rovigo trovate tutte le informazioni. E questo weekend, sempre per dire che a Rovigo non c'è nulla, l'avevamo già raccontato la settimana scorsa, così avevamo anticipato un po', c'è il Venezia Jazz Festival che arriva alla sua 16ª edizione. Ovviamente potete cercare nel sito del conservatorio appunto di Rovigo e seguire tutti quanti gli aggiornamenti, anche ovviamente i profili social. Ve lo ricordiamo sempre perché i social ormai sono veramente così aggiornati che forse noi arriviamo con la puntata un po' in ritardo, ma seguite
seguite loro, così poi sarà un sono in weekend continua evoluzione. sono in continua ecco. evoluzione, vi danno anche ovviamente gli aggiornamenti su eventuali come dire cambiamenti modifiche, imprevisti, esatto. perché capita anche quello ovviamente nello spettacolo dal vivo è così. E da venerdì 24 a domenica 26 la città sarà comunque invasa da queste Venezia Jazz Festival, la 16ª edizione, con tantissimi concerti e anche con delle masterclass per chi ha piacere, ad esempio, insomma, per i ragazzi che stanno studiando di grande livello. Quindi seguite sul sito del conservatorio tutte le date, tutti gli eventi, tutti gli spettacoli dal vivo. Perfetto, abbiamo finito. Almeno Ma posso dare Sì, un veloce vai, calendario, vai. visto che torneremo poi a Certo. settembre. Vi dico già che dopo la Rovigo in Love ci saranno le donne da palcoscenico, e che quest'anno saranno dal 29 giugno al 5 luglio, sempre attraverso insomma l'arte di minimi teatri che saranno. È vero, ho visto un pezzo della conferenza stampa di presentazione. E quest'anno Sì, finiamo sì. un po' prima, quindi non riusciamo Sì. a raccontarvi anche questi eventi. Saranno ovviamente sempre al chiostro del Monastero degli Olivetani qui a San Bortolo. Poi l'1, il 2 e il 3 luglio ci sarà la Bandiera Gialla Festival, quindi seguite anche tutti i social di Bandiera Gialla. Poi ci spostiamo, sempre il 2 luglio ci sarà il Carcere in Piazza, Sì. 8, 9, 10 luglio il Delta Blues. Dal 18 luglio al 15 agosto il Teatro delle Regioni, che fa sempre grandissimo successo, e poi ci sposteremo a settembre, dove ci sarà la serata, ma torneremo che vi racconteremo tutto, ma il 2 settembre ci sarà la serata finale delle pillole di teatro, organizzate da Fita. Vi ricordo solo che il 30 di giugno ci sarà la selezione per la provincia di Rovigo ad Adria, sarà alle ore 21 in piazza Cavour, e ci saranno i primi 12 che accederanno, poi i 2 che vinceranno accederanno alla finale. Quindi insomma direi che ne avete un sacco di cose da fare per l'estate. Per chi passa l'estate a Rovigo. E noi vi ringraziamo dell'ascolto e niente, ci diamo appuntamento non alla prossima settimana come al solito, ma ci vediamo a settembre. Insomma, buone vacanze per chi va in vacanza e buon lavoro invece per chi lavora. Divertitevi! Ciao, buone vacanze, ciao.